Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato a orzo distico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, edizione flash del nostro audio-video giornale con gli aggiornamenti di cronaca dal Friuli Venezia Giulia. Per tutelare la sicurezza sulle strade, la Polizia Locale di Monfalcone ha eseguito una nuova operazione di controllo biciclette e monopattini nelle prime luci del mattino. Questa mattina dalle 5:30, con un dispositivo di sicurezza di 4 uomini, sono stati sottoposti a controlli 481 ciclisti ed erogate 30 sanzioni. Oggetto del controllo via Rossini. Le violazioni risultano inerenti il mancato uso delle prescritte luci, la circolazione sul marciapiede e il mancato uso del giubbotto o delle bretelle ad alta visibilità. Nello specifico, le sanzioni erogate sono 6 per la mancanza del giubbotto o delle bretelle ad alta visibilità conducendo il monopattino, 4 per la circolazione con bici sul marciapiede, 20 per il mancato possesso delle luci essenziali per circolare con la bicicletta, soprattutto di sera. Cambiamo argomento, parliamo adesso di ferrovia. Ennesima giornata di passione per i pendolari lungo la tratta ferroviaria tra Udine e Cervignano, in particolare per un guasto tra il capolinea e la stazione di Palmanova. Sono stati gli stessi pendolari a segnalare la situazione sulla loro pagina Facebook, spiegando che i treni interessati erano il regionale 16.606 e 16.607. Diversi convogli che sono poi ripartiti con orari posticipati, di fatto hanno fatto perdere le coincidenze a tanti viaggiatori. La tratta, ricordiamo, è lunga 29 km a binario unico. L'unica stazione rimasta operativa è quella di Palmanova, che funge anche da incrocio e precedenze tra i treni in transito. Da anni si parla del raddoppio, ma per ora disagi e polemiche. Intanto dalle 15:05 sulla linea Venezia-Trieste il traffico ferroviario, precedentemente rallentato tra Lattisana e Portogruaro per accertamenti sulla linea, è tornato regolare. Effetti sulla mobilità ferroviaria: 24 minuti di rallentamenti per un intercity, fino a 70 minuti per 3 treni regionali, 2 limitati. Domani il presidente dell'autorità di sistema portuale Mare Adriatico Orientale, Zeno D'Agostino, e i segretari di CGIL, CIS e UIL sigleranno in prefettura il protocollo d'intesa pianificazione interventi in materia di sicurezza nell'ambito portuale di Monfalcone, alla presenza del prefetto Raffaele Ricciardi. L'accordo mira ad accrescere la cultura della prevenzione nelle imprese tra i lavoratori dell'impianto di Porto Rosega per elevare i servizi di sicurezza. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash del pomeriggio. Ulteriori news sul nostro sito friulitv.net. Grazie come sempre per la visione all'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Ci portano più speranza, più fiducia, uno sguardo che finalmente si alza verso il futuro. Per ricominciare con la tua attività, con la tua professione, per allargare i tuoi orizzonti, ricomincia con noi. Contatta il nostro ufficio pubblicità. È il momento giusto per ripartire insieme. Chiamaci ai nostri contatti